È previsto per decreto legge il 111 che sia i lavoratori che i genitori, che peraltro provvederanno ad inserire i loro figli, debbano essere dotati di Green Pass, pena l'esclusione dall'utilizzo del servizio. È chiaro che questa cosa mira, diciamo così, a salvaguardare le questioni legate al Covid. Rischia di ingenerare confusione se non la si norma attraverso la legge, attraverso, insisto, un obbligo, perché si rischia che poi queste sanzioni vengano previste in deroga ai contratti e senza che vi sia una legge che le prevede. Intanto la prima difficoltà che già ieri l'ANCI ci segnalava in una richiesta di collaborazione è che non tutti gli enti sono pronti a controllare il Green Pass, anche perché non è definito chi debba farlo. Quindi l'ipotesi di questa natura, il genitore sprovvisto di Green Pass non può entrare e quindi è chiaro che non inserisce neanche il figlio, il lavoratore sprovvisto di Green Pass viene esonerato dall'attività lavorativa. La differenza, insisto, tra sanità e altre attività lavorative qual è? Che in sanità c'è una legge che prevede esplicitamente alcune sanzioni nel caso uno non sia vaccinato. Non c'è una legge sul Green Pass e quindi si rischia che ognuno si muova nelle sanzioni in maniera autonoma. E per quanto riguarda invece il personale che non è vaccinato? Il personale che non è vaccinato dovrebbe operare per ottenere il Green Pass il tampone ogni 2 giorni e quindi poter accedere in questa maniera. Il problema oggi che ci rappresentano anche i gestori degli enti è relativamente a chi controlla, anche perché su tutta questa tematica il garante della privacy è intervenuto più volte e quindi sta destando preoccupazioni nell'azione anche da parte dei gestori e quindi io penso e noi pensiamo che serva definire con coraggio anche una legge non sul Green Pass o su altro ma sull'obbligo vaccinale, non vediamo alternative.